Siete mai stati a Palermo? Allora lasciate che ve la racconti. Abbiamo deciso di improvvisarci per un giorno turisti a Palermo, provando a mostrarvi quanto questa bellissima città sa offrire in quanto street food tradizionale e non solo. La nostra prima tappa è stata nei Franco o Vastiddaru, in via Vittorio Emanuele, un famoso locale dove potete gustare il tradizionale panino con le panelle e crocchette. Oppure il panino con la milza, che qui chiamiamo panino cameusa. Dopo averli gustati entrambi, ci dirigiamo verso il primo dei 3 mercati storici di Palermo, la Vucciria. Qui trovate di tutto, dallo stigliularo, che vende le budella di capretto cotta alla brace, ai chioschi di frittura di pesce o di arancine. Ma oltre allo street food troverete fruttivendoli, pescivendoli, macellerie, negozi di spezie, di souvenir, vestiti, eccetera. Uscendo dal mercato ci accoglie la bellissima piazza di San Domenico, dove potete ammirare l'omonima chiesa. Ci incamminiamo poi per la via Macheda, fino a raggiungere i famosi 4 canti di Palermo che simboleggiano le 4 stagioni. Poco più avanti ci imbattiamo nella piazza Pretoria con la sua bellissima e maestosa fontana. Raggiungiamo poi un altro famoso mercato di Palermo, ovvero il mercato di Ballarò. Anche qui potete gustare una buonissima frittura di pesce, stighiola, primi piatti tipici e tanto altro. Noi ad esempio ci siamo fermati in un chioschetto e abbiamo acquistato una buonissima arancina al burro. Era ancora caldissima. Che vi devo dire, era una bontà. Qui si chiama arancina. E prima di uscire ci siamo imbattuti in un altro chioschetto, dove vendevano lo sfincionello, che sarebbe una specie di pizza alta molto spugnosa, condita con pomodoro, cipolla e pangrattato. Per aiutare un po' la digestione, a questo punto facciamo una bella passeggiata e raggiungiamo così la bellissima cattedrale di Palermo, che riflette benissimo la mescolanza di vari popoli che hanno abitato questa bellissima città. Ma dopo esserci riposati un po', la fame si è fatta di nuovo sentire. Quindi abbiamo deciso di fermarci per gustarci un buonissimo cannolo siciliano, ovviamente con la ricotta. Diciamo che la giornata non si poteva concludere che con un dolce. Ora finalmente soddisfatti riprendiamo il nostro tour verso l'ultimo mercato di Palermo, chiamato il Mercato del Capo.
Anche qui trovate per lo più le stesse cose che abbiamo visto nei precedenti mercati. Passeggiamo all'interno del mercato facendoci strada tra la gente e tra le varie bancarelle. E una volta usciti ci dirigiamo verso il bellissimo Teatro Massimo, dove facciamo una breve sosta sedendoci sui suoi gradini. E infine ci dirigiamo verso il Politeama, con la sua bellissima piazza. E ora stanchi, sazi, ma soddisfatti, siamo pronti per lasciare la bellissima Palermo, per far ritorno a casa. Ciao Palermo e grazie per quello che ci ha dato in questa bellissima giornata. A presto! Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se non sei iscritto al canale, prendi in considerazione l'idea di farlo. E adesso ti lascio ai prossimi video.